al passaggio del secondo giro si è allungato il gruppo di testa, vedremo un po', siamo ai 2 chilometri, leggono sul tabellone con il pettorale 320, questa volta a transitare per primo è Pier Giorgio Cadropite, l'Atletica Trento, mentre eccola qua con il pettorale 59 Electra Bonvecchio, ha perso forse la coda di questo gruppo ma continua imperterrita in spinta. Intanto da dietro vediamoli un po' con il pettorale 358 transita Luca Penelatti della Valchiese, ancora il pettorale 350 di Michele Adami, anche lui al passaggio, vediamo un po', 395. Alessandro De Mattei con il pettorale 3,74, Giorgio Martini, Atletica Valle di Cembra. (3,55) al passaggio Franco Fenoli della Valchiese. Eccoli qua ancora al passaggio, gruppo evidentemente allungatissimo, qui siamo intorno alle ultime posizioni del gruppo e quelli là che affrontano il passaggio. Siamo ad un terzo della nostra gara, oltre i 2 giri, mentre la testa della nostra gara se n'è già andata, eccola là in fondo. Giancarlo Maffredi 3,85. Si allarga la curva ma comunque si parte e sono rimasti in 2, elastico in questo istante in testa alla nostra gara. Vediamo e vedremo chi avrà ancora energie, chi ha ancora forza per spingere. Siamo a metà gara, qualcuno sta imponendo ritmi proibitivi soprattutto in testa alla nostra gara, con l'Electra Bonvecchio che chiude questo allungatissimo primo gruppo. Eccoli qua al passaggio, tra poco saremo a metà gara. Eccola qua la testa della nostra gara, 3,73, Alessio Loder, Valle di Cembra, è un terzetto, si allunga, c'è un po' d'elastico, vedremo un po' chi saprà rispondere mentre qua... Eccola là, la nostra Electra, il punto più lontano forse del nostro percorso, spettacolare per noi qui dalla zona partenza-arrivo. Vedere bussare. Grande Electra, brava! Forza, 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 bravissima, dai! Tre giri. No, 59. 59. 53.
Sotto, 85. 2 giri. Qualche leggero passaggio a vuoto, ma nulla di particolare. Adesso sì, adesso sta arrivo ed arrivare qua a braccia alzate per questa importante vittoria. Eccoli qua, pettorale 359 e si tratta di Alessandro Ricci, Atletica Valchiese, mentre eccoli qua ed eccoli al traguardo 1-1-2. Alessio dell'Atletica Valle di Cembra e con il pettorale 320 è sempre rimasto lì dietro per Giorgio Cadrobbi, non è riuscito a chiudere quel leggero vantaggio ed eccolo qua a favore di Cine Reporter e Foto Operatori. Togliere la vittoria nella gara femminile, manca veramente poco anche per lei per chiudere la fatica. C'è intanto una vola malata dietro, la nostra Electra, eccola che è comparsa nella rete di lottare quest'oggi contro il cronometro, contro e solo contro il cronometro. Eccola al traguardo, pettorale 59, Electra Bovecchio.